vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il quadro dei reati in aumento nella nostra regione, più 23% di omicidi, molti di questi femminicidi, in generale aumento dei reati, resta la cronica carenza di organici. Strage del bus di Mestre, il 40enne autista di Vazzola non ha avuto un malore, lo ha escluso la perizia sul muscolo cardiaco. Alberto Rizzotto non aveva problemi al cuore, è morto per le ferite della tragica caduta del pullman. Dramma a Vicenza, ragazzina cade dal loggiato della Basilica Palladiana finendo a terra da 8 metri, è miracolosamente viva ma grave in ospedale, indagini sull'incidente. Sono responsabili del violento pestaggio di un 25enne fan di un trapper avvenuto nel 2022 in stazione a Padova. 6 giovani denunciati dalla polizia volevano aumentare i follower su Instagram e TikTok. La 13enne picchiata dalle coetanee bulle fa discutere la città di Padova. Una mamma della scuola, servono pene certe, il papà di una vittima, genitori, controllate i vostri figli. Decisione mia, me ne assumo le responsabilità, era venuto meno il rapporto di fiducia. Il segretario veronese del PD non arretra dopo aver destituito Anna Maria Bigon della segreteria per il voto sul fine vita il 5 febbraio, direttivo provinciale. Domani, giorno della memoria, a Padova compaiono scritte pro-Palestina, indaga la Digos. A Vicenza le parole del rabbino capo, i venti di odio sono ancora forti. Domani giornata da non perdere su Antenna 3 alle 9:45 in diretta da Venezia, la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario alle 21, la diretta dello spettacolo Baracca 18 con il coro Ana Dioderzo per il giorno della memoria. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano, come avete sentito dai nostri titoli, il quadro inquietante degli omicidi in Veneto e i reati in aumento. È il bilancio della giustizia nella nostra regione alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024. Impennate di omicidi in Veneto che registra un più 23% rispetto all'anno scorso, con il triste record nella Marca Trevigiana con ben 8 omicidi in appena un anno. In aumento in Veneto soprattutto i femminicidi, con 14 assassini, dati riferiti da giugno 2022 a giugno 2023 e quindi prima degli ultimi casi con Giulia Cecchettin nel veneziano e Vanessa Ballan nel trevigiano, a dirlo il procuratore generale di Venezia Federico Prato. Tutte le procure del distretto sono allertate, sono aumentati i casi, però sono stati creati dei gruppi specializzati sia di magistrati sia di polizia giudiziaria che se ne stanno occupando. Omicidi legati anche alla costante presenza dei reati in aumento del 7%, con il crimine organizzato e ascrivibile all'articolo 416 bis di stampo mafioso. Padova, Vicenza e Verona sotto assedio della criminalità calabrese. Le cosche che vengono interessate da queste indagini sono quella grande Aracri, Gerace, Albanese. Mentre il Veneto orientale è dominato dalle cosche campane della camorra dei casalesi. La presenza del crimine organizzato in Veneto è stata accertata sia dall'indagine sia dai processi di primo grado che in alcuni casi sono stati già confermati in appello. Maglia nera a Mestre, seguita da Padova e Verona con le nuove droghe di sintesi e lo spaccio gestito dalle comunità criminali in mano ad albanesi e nigeriani. In cui vi sono delle organizzazioni nigeriane e albanesi che spacciano giorno e notte e quindi hanno reso invivibili certe zone della città. Anche qui c'è da parte dei questori la massima attenzione per prevenire il fenomeno, per arginarlo, e ovviamente da parte nostra c'è l'attività repressiva che non manca mai, perché questo è un settore, quello del traffico di stupefacenti, che è attenzionato da parte di tutte quante le procure venete. Con l'appello, sempre quello, nei tribunali resta la cronica carenza di organici amministrativi. Se potessimo avere quel 40% di personale amministrativo che ci manca, potremmo arrivare però a numeri che ci consentirebbero finalmente di definire i processi nei 24 mesi. E domani Antenna 3 trasmetterà in diretta dalla Corte d'Appello di Venezia la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 in Veneto. Appuntamento dalle 9:45 con l'edizione straordinaria sulla nostra emittente per raccontare in diretta tutti i dati, i problemi e le soluzioni per la giustizia nella nostra regione. Appuntamento dunque domattina alle 9:45.
Noi cambiamo notizia, la cronaca: strage del bus di Mestre. È stata depositata la perizia del medico legale. L'autista Alberto Rizzotto non è stato colto da alcun malore e ora il cerchio delle indagini si restringe. Alberto Rizzotto è morto a causa del violento trauma cranico provocato dall'impatto del bus quando si è schiantato a terra precipitando dal cavalcavia di Mestre. Ogni dubbio è fugato. Secondo il medico legale, consulente della Procura della Repubblica di Venezia, dunque, l'autista quarantenne trevigiano morto insieme ad altre 20 persone la sera dello scorso 3 ottobre non è stato colto da alcun malore. È questa la conclusione della relazione depositata, che esclude dunque anche eventuali complicazioni cardiache. È evidente che un elemento fondante è che qualcosa in questo autobus è successo nei 40 metri. Poi c'è il tema del guardrail, per carità lasciamo ai periti valutare ciò che devono valutare, ma la cosa sostanziale è che per oltre 40 metri l'autobus urtava. Rizzotto ha tentato, e si vede proprio nel tentativo però il bus non rispondeva più. Cos'è successo dunque davvero quella sera? In attesa dell'esito delle perizie mancanti, quelle sul cavalcavia effettuate dall'ingegner Migliorino e quella sul bus, il cerchio si restringe notevolmente e il timore che la causa stia proprio nel mezzo si fa sempre più spazio, anche alla luce dei successivi incidenti che hanno visto coinvolti 4 mezzi proprio della linea. Io dico che le immagini che Media Nord-Est ha evidenziato più volte sono eloquenti. E non ho contezza, lo dico in maniera, so che anche i vigili del fuoco hanno fatto dei rilievi precisi sul tema di alcune questioni di carattere meccanico o tecnico. Certo, la Procura sta facendo un grande lavoro, ha affidato degli esperti importanti e ci auguriamo che presto arrivi la verità. Proprio ai nostri microfoni, infatti, un ex dipendente in forma anonima aveva puntato il dito sul malfunzionamento dello sterzo di questi mezzi, su cui molti pendolari oggi hanno paura di salire. Se la gente, i cittadini hanno paura, noi dobbiamo fare in modo che la gente si senta sicura. Il tema di questo gravissimo incidente, intanto c'è un punto fermo. Alberto era una bravissima autista, una brava persona. Purtroppo ha fatto di tutto per salvare la situazione. Credo che la testimonianza dei quei 50 metri che non riusciva più, perché, io chiudo dicendo, come avete voi ben evidenziato, perché non riusciva a riportare al centro del cavalcavia il bus e sbandava sempre in continuazione. Credo che con ansia lasciamo ai tecnici farlo, speriamo che presto arrivino le perizie su queste parti meccaniche che ci dicano finalmente la verità. A Vicenza adesso, dove una ragazzina di 15 anni è caduta dal loggiato della Basilica Palladiana, un volo di 8 metri, è miracolosamente viva ma grave in ospedale. È stata miracolata la ragazzina di 15 anni che dopo una caduta da una delle balaustre del colonnato della Basilica Palladiana, pur gravemente infortunata, non sarebbe però in pericolo di vita. L'incidente è accaduto poco prima delle 13. L'adolescente residente a Atene, seduta sulla balconata, forse per fare un selfie, è precipitata nel vuoto in corrispondenza della scalinata di Piazza delle Erbe. Il suo corpo sarebbe ulteriormente rimbalzato per finire sul selciato più basso. Avrebbe riportato una serie di fratture, quella del bacino ad una caviglia e di alcune vertebre. La giovane non sarebbe stata in compagnia di una scolaresca né di altre persone. È stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM, mentre sulla dinamica indaga la Polizia di Stato. La ragazza, vista l'entità del trauma, resta in stretta osservazione. Al momento è cosciente e vigile. Ci stiamo tenendo costantemente in contatto con l'ULSS, con il direttore generale, per seguire lo stato di salute della ragazza, alla quale va il nostro augurio di pronta guarigione, che possa uscire il prima possibile dall'ospedale di Vicenza. Sono in corso tutti gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria, per capire come è potuto accadere. Siamo anche noi in attesa di conoscere l'esito delle indagini. Sono responsabili del violento pestaggio di un 25enne avvenuto nel 2022 in stazione a Padova. 6 giovani sono stati denunciati dalla polizia, volevano aumentare i follower su Instagram e TikTok.
Piazzale Stazione, è il giorno di San Valentino del 2022. Un 25enne di Lecco, sostenitore del trapper Carter 5 Star, arriva a Padova dopo averlo annunciato a mo' di sfida sui social, sbeffeggiando il trapper rivale Baby Touché. Tutto accade in pochi attimi. Il giovane viene individuato da 6 supporter di Touché. Un primo spintone, il 25enne che cade a terra dove viene pestato a sangue, ferito anche con un coltello. Un'azione diffusa via social su TikTok e Instagram, seguita a distanza da centinaia di followers a colpi di like e commentata da Baby Touché con un laconico "nessuna scelta, solo conseguenza", per un'invasione del territorio non concessa ai suoi nemici e difesa dai suoi leoni. A quasi 2 anni di distanza la polizia di Padova ha chiuso il cerchio. Gli agenti della squadra mobile hanno notificato in queste ore a 6 giovani, tutti di età compresa tra i 20 e i 29 anni, stranieri di seconda generazione che vivono tra Padova, Milano e Ferrara, un avviso di conclusione delle indagini e un'informazione di garanzia emessa dalla Procura di Padova. Iscritto nel registro degli indagati anche il trapper Baby Touché, che non era presente all'aggressione, un'indagine che porta alla luce un fenomeno preoccupante. La spedizione punitiva, logiche comunque sicuramente aberranti, quindi calci, pugni, l'accoltellamento, tutto messo sui social, quasi a voler rimarcare una propria extraterritorialità. È chiaro che poi la verità giudiziaria investigativa ci restituisce in questi casi dei gruppi strutturati, quantomeno possiamo definirli con figure di vertice, ruolo, il tutto poi accomunato anche da una violenza che traspare, che è evidente nei fatti, ma anche in questi casi nei testi di alcune canzoni. Tutto finalizzato, e non è un dato minoritario di minore importanza, ad aumentare i follower in logiche, in dinamiche appunto di profitto economico. Tra i 6 aggressori individuati dalla squadra mobile ci sono 2 pugili dilettanti di appena 20 anni. Uno di questi è stato arrestato per tentato omicidio dopo la rissa alla stazione, per aver preso parte a Bergamo a una spedizione punitiva simile a quella padovana, solo che il malcapitato, ferito con un coltello, ha rischiato la vita. Nei confronti dei 6 possibili a breve nuovi provvedimenti. Abbiamo già incaricato la divisione anticrimine, perché poi ci sono tutta una serie di misure di prevenzione che possono essere disposte e erogate, dal foglio di via obbligatorio al visorale e anche altre misure di prevenzione di tipo personale, quindi le stiamo valutando. Restiamo a Padova per l'ennesimo caso di aggressione a una 13enne da parte di 3 baby bull. Il genitore di una vittima ai nostri microfoni. Controllate i vostri figli. Fanno male le immagini dell'aggressione a una 13enne avvenuta mercoledì pomeriggio all'uscita dalle scuole medie del quartiere. A bloccarla e poi picchiarla con schiaffi, pugni, un calcio alla testa, tutto ripreso con il telefono, 3 14enni, giovanissime di seconda generazione, denunciate dai carabinieri ai quali si è rivolta la vittima con i suoi genitori. Un video che in poche ore era stato visto da tutti in quartiere, anche da Rossella Salvan, che ha 2 figli nella scuola della vittima. Il video è arrivato anche a me e sono rimasta scioccata. Io parlo come mamma di 2 ragazzi all'incirca della stessa età della vittima, della ragazza, e mi sento di dire che, al di là della motivazione che ha spinto queste bulle a picchiare questa ragazza con una brutalità inaudita che forse si vede soltanto nei film, ma quelli anche brutti, ci sia da fare una riflessione sui messaggi che i giovani d'oggi hanno fatto propri. Queste ragazzine, a mio avviso, devono essere punite come prescrive la legge, per evitare anche recidive. Bisogna fornire ai nostri figli gli strumenti per difendersi dalle aggressioni, per insegnare loro di chiedere aiuto. Negli ultimi mesi sono numerosi gli episodi a Padova che coinvolgono adolescenti terribili che usano violenza forti e coperte dal gruppo su loro coetanee. È accaduto anche alla figlia di questo papà. Desolante vedere queste cose, perché fanno venire i brividi, penso anche a chi non è genitore, nel senso è proprio un'ingiustizia, ti senti di non essere stato in grado di difendere tua figlia quando vedi questi episodi qui. Sono molto vicino alle famiglie, soprattutto alla ragazza, ma anche ai genitori. Portate pazienza, denunciate,
dovete avere pazienza perché purtroppo i tempi sono lunghi. Da qui un invito a tutti i genitori di adolescenti. Mettere al mondo dei figli non significa farli stop, significa perderci tempo, perderci soldi, litigare magari anche con il partner, ma soprattutto perderci tempo e non aver paura di controllare un telefono, perché ricordiamoci che loro sono piccoli, cioè bisogna sapere dove sono, con chi sono, dove vanno, cosa si scrivono, si aprirebbe un mondo. Controlliamoli questi telefonini, siamo noi i genitori, siamo noi gli adulti. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, edizione del Veneto dei telegiornali di Antena 3. Proseguiamo con le notizie, passiamo al fine vita. La consigliera Dem Anna Maria Bigon, il cui voto è risultato determinante per affossare in Veneto la legge sul fine vita, non arretra. Con il mio voto sono stata all'interno di quelli che sono i principi del PD, non vedo di cosa dover pentirmi. Non potevo far altro che esercitare la mia scelta, se poi mi butteranno fuori ne prenderò atto. Se il PD mettesse in discussione i miei incarichi, aggiunge rivelando di aver saputo della revoca da una mail, sarebbe una sanzione bella e buona, senza motivo, a meno che non venga messa in discussione la pluralità nel Partito Democratico, ma questo significherebbe la fine del PD. E intanto non arretra nemmeno il segretario veronese del PD Franco Bonfante, che ha revocato l'incarico alla sua vice Anna Maria Bigon dopo il voto sul fine vita in Consiglio regionale. Intanto la direzione appunto regionale del partito prende le distanze. È una scelta mia di cui mi assumo tutte le responsabilità. Sono passati 9 giorni dal voto sul fine vita in Consiglio regionale, ma la bufera nel PD per il voto contrario di Anna Maria Bigon non è finita. Ieri a Verona è arrivata la revoca della carica di vice segretario provinciale del partito. La decisione del segretario veronese Franco Bonfante, che ha deciso di interrompere con un atto formale il rapporto di fiducia con Bigon. Con tutte le debite differenze e proporzioni è come quando il sindaco revoca la delega al vice sindaco un assessore, poiché c'è un rapporto fiduciario, perché io ho nominato Anna Maria vice segretario, venuto a mancare questo rapporto di fiducia per i motivi che ben sappiamo sul fine vita, quindi una differenza profonda su un tema rilevantissimo e molto sentito dai militanti iscritti ed elettori del Partito Democratico, ho ritenuto che fosse giusto dare un segnale. Un caso, quello veneto, che sta agitando il partito anche a livello nazionale, avendo fatto emergere le diverse sensibilità su un tema etico così delicato come quello del fine vita. A sostenere Anna Maria Bigon nella sua decisione di votare contro, anziché uscire dall'aula, il senatore Graziano Del Rio, che a sua volta ha minacciato di autosospendersi in caso di sanzioni della consigliera veronese. Acque agitate con la segretaria Schlein, che ha parlato di ferita aperta, e se a livello regionale alla fine si era deciso di non prendere provvedimenti, ci ha pensato ora il provinciale a buttare nuova benzina sul fuoco. Il prossimo capitolo in riva all'Adige il 5 febbraio. Alla sera ci sarà la direzione provinciale del partito che deciderà su un documento che io presenterò sul fine vita. 2 scritte pro-Palestina sono state fatte nella notte sul muro esterno del centro culturale San Gaetano nel centro di Padova. Gli autori hanno inciso con uno spray di colore rosso "Palestina libera" e "Ora e sempre resistenza". Ad accorgersene è stata la Digos della Questura di Padova stamane alle 7 durante un giro di perlustrazione della città in vista della giornata della memoria di domani. Il comune si è già attivato incaricando gli operai nell'opera di cancellazione e ripulitura del muro. Frattanto la polizia sta visionando le telecamere della zona per risalire all'identità degli autori. E proprio in vista della giornata della memoria si moltiplicano gli eventi per non dimenticare la Shoah. A Vicenza, in centro storico, è arrivato il rabbino capo della comunità ebraica per l'evento Uniti contro l'antisemitismo. Questi venti di odio e antisemitismo sono ancora molto forti nel mondo e sorgono in questi giorni. Venti di odio e di antisemitismo. A parlare è il rabbino capo della comunità ebraica di Verona e di Vicenza. Un messaggio che viene lanciato nella città dove sabato scorso si è scatenato l'inferno durante il corteo dei centri sociali contro Israele alla Fiera dell'Oro. Una manifestazione che contestava la guerra a Gaza. Sì, quello che è successo nella Fiera di Vicenza è veramente brutto
È triste vedere che ci sono ancora questi movimenti, queste forze che vogliono creare odio. E hanno addirittura manifestato quando il padiglione israeliano alla fiera non c'era. E loro hanno manifestato contro una cosa che non c'era. C'erano 2 o 3 persone singole, negozianti, che vendevano, ma non c'era un padiglione contro cui hanno manifestato, quindi è una cosa assurda. Voci dalla manifestazione che si è tenuta nel cuore di Vicenza dal titolo Uniti contro l'antisemitismo, in vista del Giorno della Memoria che viene celebrato il 27 gennaio. Nell'occasione sono stati diffusi dati sulle aggressioni agli ebrei in Italia da quando è iniziata la guerra a Gaza. Dal 7 ottobre, del 7 ottobre in Israele, gli atti di antisemitismo sono aumentati del 350% in Italia e hanno colpito soprattutto il nord del paese, il nord-est e il nord-ovest del paese. La sensazione che ci sia un ritorno grave di antisemitismo è forte ed è urgente. L'antisemitismo è un problema grave, noi siamo qui per dire no all'antisemitismo, siamo qui per dire che Israele ha diritto di esistere contro chi la vuole cancellare, siamo qui per ribadire anche che la Palestina ha diritto di essere liberata dal terrore, i palestinesi hanno diritto a un loro Stato libero e democratico, siamo qui soprattutto per la pace. E proprio in occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, Antena 3 trasmetterà in diretta dal Teatro da Ponte di Vittorio Veneto a partire dalle 21 lo spettacolo teatrale Baracca 18, ideato e scritto da Claudio Provedel, direttore del coro Ana di Oderzo. Il Giorno della Memoria, il 27 gennaio, ma anche quello dedicato al sacrificio degli alpini, il 26, data della battaglia di Nikolajevka. Il ricordo scivolerà sulle note dei canti alpini in un doveroso omaggio a quello che è stato e a chi ha profondamente sofferto. Appuntamento dunque sabato sera alle 21 su Antena 3. E con questa era l'ultima notizia di oggi. Ora vi lascio al meteo. Grazie per essere stati con noi, una buona serata. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'alta pressione insiste sull'Italia, dove il tempo rimane stabile e asciutto ma anche piuttosto nebbioso. Vediamo il dettaglio di sabato 27 gennaio. Sul Veneto permangono condizioni di bel tempo con cielo sereno, specie sulle zone montane e pedemontane. In pianura avremo iniziali foschie e nebbie anche estese in lento dissolvimento con il passare delle ore. Le temperature saranno stazionarie, minime tra 0 e 3 gradi, massime tra 7 e 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso non mancherà un ampio soleggiamento, su tutta la regione cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 9-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà molto soleggiato, salvo la presenza di locali annuvolamenti residui. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime sui 12-14 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.